come sono felice quando ci sono le feste di Natale. Sono felicissima perché vengo qui al mercato a comprare tutte le specialità per il menù tradizionale. Buongiorno Luca! Buongiorno. Buon anno intanto. Grazie, anche a te. Ascolta, quella ricotta di pecora che ti avevo richiesto. Eccola qua, l'ho trovata, è di prima qualità. La ricotta di pecora deve profumare di fieno, se no non è ricotta di pecora. Vi voglio però insegnare anche come si conserva la ricotta. Mia nonna la metteva nel pezzette di lino, ma noi possiamo essere più moderni e usare la carta forno. Mettete un pizzichino di sale sopra, coprite bene, la potete tenere pure per 10 giorni, non succede niente. Senti, voglio oggi un curry speciale, ce l'hai? Ho un bel curry biologico che viene Sì. dall'Austria, coltivato, è speciale. Buoni, mamma, già il colore. Ma il curry lo sapete che è formato da tantissime spezie, adesso ve ne dico qualcuna: chiodi di garofano, pepe nero, curcuma, cannella, peperoncino. Però vi voglio dare un consiglio: le spezie vanno conservate al buio in un bel cassettone e possibilmente mettetelo in un vasetto di vetro, perché il vetro non è poroso, non assorbe odori e quindi conservate il profumo intatto. Mancava solo il curry, ho preso tutto, la spesa è completa. Flavio, arrivo! Il curry mancava! Eccola qua col suo carrellino. Eccomi! Sai che ti canto sul curry? Curry, curry lady. Na 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 na.